Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle amiche Sibille. Come andiamo? Come state? Come procede per voi? Ovviamente c'è il banner sbagliato, vediamo di correggerlo, eccolo qua. Bene, allora siamo di nuovo qui, ci ritroviamo al consueto appuntamento del venerdì alle 21:30. Dunque, sono in attesa appunto di sentirvi, di potervi dare qualche risposta. Vi ricordo che sto trasmettendo da 3 canali contemporaneamente, dunque a tutti, soprattutto in particolare agli utenti di Facebook, chiedo gentilmente se vedete appunto la diretta tramite Facebook in alto rispetto alla finestra da cui vedete la mia faccia, sopra c'è un link scritto in azzurro, StreamYard/Facebook, dovete cliccare lì e autorizzare StreamYard a leggere i vostri commenti così che possano essere pubblicati correttamente sul mio portale e così che io vi posso leggere, posso sapere chi siete e darvi una risposta. Bene, detto questo, vi ricordo che preferibilmente darò una risposta a chi ancora non l'ha ricevuta da me. Ho però promesso di dare una risposta a una persona per via di un'urgenza, ma anche perché è una persona con la quale appunto c'è già un contatto e non ho potuto assolvere prima per questa cosa, dunque lo passo in anticipo, tra l'altro vedo che è lì e che ha scritto. Vi ricordo, mi raccomando, questo lo dico soprattutto ai nuovi, dovete scrivere il vostro nome, la vostra data e la domanda precisa. Per domanda precisa io intendo una domanda che non preveda una doppia possibilità, nel senso che già nella domanda non ci sia una scelta fra due opzioni. Per esempio, non chiedetemi è meglio se mi trasferisco o se compro la casa in montagna. Sto facendo un esempio tanto perché la chiave di lettura è insita nella domanda. Se già la domanda non è chiara, interpretare la risposta diventa veramente quasi una scommessa. Dunque, mi raccomando, vi chiedo appunto gentilmente di mettere una domanda, cioè se avete in mente la possibilità di una doppia opzione, scegliete già voi quale chiedermi e poi vi fate le vostre valutazioni. Fermo restando che io sono comunque disponibile per consulti privati, vedete in sovraimpressione il mio numero di telefono e anche il prezzo di un consulto. Chiaramente si lavora su appuntamento, dunque bene. Un'altra cosa, se chiedete per conto di un'altra persona o di controllare un'altra persona, dovrete mettere anche il nome e la data di nascita della persona. Mi raccomando, per me sono importanti anche perché mi aiutano a connettermi con la giusta scia vibratoria e vi ricordo che addirittura anche così non siamo ancora a una attendibilità al 100% perché manca dei pezzi, mi manca il cognome che non vi chiedo per questioni di privacy e manca la fotografia, perciò idem per come abbiamo detto prima. Per questioni di privacy chiaramente sono informazioni che non vi chiedo in una diretta, ma che chiedo nei consulti privati. In quel caso la scia è chiaramente quella. Bene, detto questo, procedo col salutarvi. Ciao Sara, Sara Elisabetta, ciao Eleonora, ciao Maria, ciao Kiwi, ciao Eloisa, ciao Donatella, ciao Giusy, ciao credo Veronica, c'è scritto utente Facebook, ciao Christian, a cui darò immediatamente la risposta, ciao Angela, ciao Antonio, e poi ho fatto un balzo che, ecco qua, ciao Nicole, ciao Eleonora, ciao Rosi, ciao Ermanno, ciao Stefania, oh che piacere ritrovarti, ciao Fiore, Spidi, buonasera anche a te, Nicole, Daniela, insomma qui c'è
veramente molta gente, mi fa piacere, Chiara, Fra, Marina, Rita, Angela, Blue Moon, grazie, grazie per essere qui con me questa sera. Del resto ormai hanno chiuso anche i locali, ma io ci sono, io trasmetto per voi, dunque. Benissimo. Allora, ho detto che rispondevo a quella persona perché ho fatto una promessa, io sono una persona molto precisa, quando dice una cosa cerca in ogni modo di mantenerla, dunque rispondo a Christian e poi procediamo secondo l'ordine cronologico. A proposito di ordine cronologico, approfitto ora che siete 28 collegati per dirlo nella speranza che lo sentiate più persone possibili. Io sto trasmettendo contestualmente e contemporaneamente, dunque da 3 canali. Dunque quando voi guardate per esempio da Facebook o quando guardate da uno dei canali YouTube, voi vedete solo chi come voi ha commentato su quel canale. In realtà io leggo i commenti di 3 canali in contemporanea. Dunque, se io rispondo a una domanda che voi non vedete e pensate che io vi abbia saltato, vi rassicuro che non è così. Io rispondo in ordine di arrivo, ma l'arrivo è definito dall'arrivo su 3 canali. Dunque, non soltanto quello da cui vi siete collegati voi, ma tutti e 3. Ok? Dunque io non salterò nessuno, nei limiti del possibile risponderò a quante più persone sono in grado di rispondere nell'arco del tempo che metto a disposizione. Ok? Dunque non c'è bisogno che scriviate la domanda 5 milioni di volte perché tanto comunque rispondo la prima volta che la leggo. Bene. Perfetto, rispondo a Christian. 22 gennaio 1980. Vorrei chiederti se per il magazzino di Vignola aspetto, abbandono o continuo per l'apertura. Grazie. Allora, facciamo così. Come ho detto, qua ci sono 3 opzioni. È chiaro che il protagonista di questa domanda sei tu, l'oggetto della domanda è il capannone, il magazzino, dunque vediamo di capire, ce lo facciamo dire dalle sibille cosa è meglio fare, va bene? Sono già cadute 2 carte, guardiamole insieme. Domestico e lettera, dunque è possibile che ti arrivi una qualche proposta, una qualche domanda da parte di un collaboratore. Vediamo comunque cosa consigliano le sibille per quanto riguarda il magazzino di Vignola. Allora, sibille, per favore diteci quello che è meglio fare per Christian. 22 gennaio 1980 riguardo il magazzino di Vignola, grazie. Vediamo un po', chiediamo consiglio. Sai, se io già mi basassi solo su queste 2 ti direi lotta, devi lottare perché c'è la riuscita. Però in questo caso, vedi, c'è anche un po' di dispiacere, dunque sì, c'è una riuscita ma con sofferenza. Vediamo però cosa dicono nel loro completo. Allora, cavoli, mi sono resa conto adesso che mi sentivate? Perché mi sono accorta adesso di non aver indossato gli auricolari e ho parlato per 9 minuti senza. Spero che abbiate un buon udito o che l'audio degli auricolari fosse veramente migliore di quello che io mi aspetti. Allora, dunque io penso proprio che non ti invitino a una chiusura definitiva, ma di sicuro a una sospensione. Vedi, ci sono delle difficoltà in questo momento, questa è la linea del presente, qua siamo nel passato, la prima linea in ogni caso dice che certo con qualche sacrificio, però questo magazzino ti sta dando un sacco da fare, tanti spostamenti e anche delle possibilità in un certo senso, con non poche responsabilità però. Ora vedo che effettivamente ci sono tante
problemi, tante cose che remano contro, come dei continui ostacoli, e dunque devi fare un po', vedi che qua è una valutazione opportunistica. Probabilmente per un periodo è meglio sospendere l'attività di quel magazzino, vedi, è proprio una questione di profitto, è una questione di calcolo, perché il mercante col gatto, che sono le figure che maggiormente fanno i conti, nel senso che all'interno dei significati che sono permessi o leggibili con il contributo delle sibille, sia il mercante sia il gatto parla di momenti di opportunismo da cogliere al volo, occasioni per fare degli affari. Dunque, vedi che l'indizio è, visti i grandi contrattempi che vivi in questo momento, è meglio sospendere. Attenzione, ti dico sospendere, non chiudere. È vero che qua c'è la carta della morte, e dalla morte non è che ci si può sospendere, ma noi stiamo parlando di valutazioni riguardo a una gestione, e sospendere perché poi in seguito vedo che la possibilità di riaprire più corazzato c'è. In questo momento probabilmente sarebbe un dispendio di energie prima ancora che di denaro proseguire, ma non ti dico chiudere, perché chiudere sarebbe la cosa sbagliata per quello che vedo. Sospendere, per ora mettilo in stand-by se riesci, perché vedi che poi arriveranno occasioni anche di collaborazione con persone lontane che ti ripagheranno di quello che è una scelta piuttosto dolorosa di adesso, ma eppure opportunistica. È un puro calcolo quello che vai a compiere. Ora, stanza, malinconia, gran signore. Come vedi, arriverà poi comunque un momento più avanti dove riparti con una collaborazione molto solida nel prossimo periodo, e a quel punto potrai ripartire. Certo, qualche piccolo neanche rimpianto, ma qualche mancanza, diciamo, rispetto il passato probabilmente ci sarà, ma vedi che poi sarai premiato per le tue scelte. Dunque, credo proprio che il consiglio che stanno dando le sibille in questo momento sia quello di sospendere temporaneamente. L'esito, infatti, è comunque molto positivo. Devi mantenere comunque fede a quello che era il tuo progetto, il tuo sogno. Vedi che c'è un momento sicuramente di sconforto, perché probabilmente non è una scelta facile quella di chiudere, o in questo caso il consiglio di sospendere, perché effettivamente al momento vivi una grande afflizione, però vedi che comunque il motivo per cui ti dicevo di continuare a tenerlo è perché comunque c'è casa e speranza, vedi che non è un discorso concluso e finito, va bene? Nonostante qualche piccolo intoppo adesso. Allora, sì, sì. Allora, come avrete capito, sta raggiungendomi. Attenzione, buongiorno cari amici. Buongiorno, beh. Eccoci qui anche questa sera per la live. Scusate, ma devo andare a prendere gli occhiali perché sapete l'età. L'età fa la differenza, vedi bene da lontano. Non vedo da nessuna parte. Ah, bene. Allora, vediamoci a questo punto ho assolto e ho mantenuto la mia parola con Christian, e posso cominciare con le domande della diretta, e iniziamo da Sara. Sara Elisabetta, vabbè, lei dice: Elisabetta, 19 maggio 89, ci sarà un nuovo amore nel breve periodo? Mi raccomando, vi ricordo che vi risponderò questa sera. Le persone a cui rispondo sono gentilmente poi invitate a lasciare spazio ai nuovi. Dunque, vediamo un pochettino cosa dice per Elisabetta le nostre sibille, cosa dicono. È caduta una carta, ma questa sera tutti... Cos'è questo dispiacere, Sara? Sara Elisabetta, che succede? Allora, Dopo mi fai piange. fare una stesa a me. Sì, dai, va Vabbè. bene. No, ma vogliono te, le persone vogliono te. Guarda quante belle persone che vediamo questa sera.
Allora, benissimo, rispondiamo per Elisabetta, se ci sarà un nuovo amore, 19 maggio 89, vediamo un po'. Beh, sicuramente. Più di uno, più di No, uno. no, guarda che sarà intanto un inizio virtuale, un pochino. È solido anche, no? Beh, l'incontro, la cosa c'è. Aspetta, vediamo un po'. Mm, mm, Hai avuto a che fare con una persona impegnata nel passato, Si vede, si vede. ti ha fatto un po' soffrire, perché non ne voleva sapere di lasciarvi là. Allora, guarda un po', abbiamo appena finito di dire che comunque in passato, qua o tu eri bloccata in una relazione e poi comunque si è insinuata o un'altra persona, una persona con cui comunque in un certo senso sembra che diciamo che le cose sembravano andare, in realtà, boh, qua la vedo chiusa. In questo momento, al presente, Elisabetta, non c'è tanto. C'è qualcuno che ti gira intorno, ma non è affidabile, vedi, è un qualcuno. Abbiamo una prima e un'ultima di questa linea decisamente Pesanti. sì, poco raccomandabile. La persona che ti gira intorno in questo momento probabilmente le interessa soltanto Brava. avere incontri intimi, ma niente di più. Pragmatico, insomma, eh? No, Più vero. Un diciamo che porcellino. più o meno. D'India. Sì, bravo. Una cosa Allora, del genere, insomma. in Toccate il realtà, vulgare. sì, mi fai andare avanti. Sto zitto, sto zitto. Va bene. Allora, abbiamo però in realtà nel prossimo periodo una persona che già è vicina a te, che ti vuol bene, una persona che probabilmente frequenti già in qualche modo, magari non dico che sia un amico, però un qualcuno che ha già manifestato un interesse o il fatto di volerti bene, di esserci sempre, di essere sempre presente. Vedi che è un po' che spera di star con te, vedrai che capiterà un'occasione particolare dove potrà farsi avanti. Vedi che poi c'è l'amante, Gran Signore e qua la ruota del pavone che è la superbia. Allora, cosa vuol dire in questa circostanza? Che da che probabilmente in questo momento c'è un po' il deserto, tranne qualche approfittatore o non ben Porcellini del intenzionato, un deserto. porcellino d'India del deserto, come abbiamo detto prima, ma tra non molto qua ci sarà un po' di contendenti, vedi che c'è anche la carta della competizione, dunque in un certo senso non ti fare problemi perché ne arriverà ben più di uno tra cui scegliere, Per cui ok? uno anche molto... Sì, probabilmente sarà uno anche un pelino più grande di te, ma ben Un personaggio un importante. personaggio, sì, Si farà notare. sì, sì, una persona distinta, comunque benestante sicuramente. Allora, quanto all'esito, vedi che in questo momento abbiamo apertura e chiusura con nemico e militare, dunque fai un po' attenzione perché non è il momento di fidarsi, nonostante gli incontri non siano negativi, però proprio ora vedi che sono abbastanza coerenti con quelle del presente, proprio ora può non essere il momento migliore, ma attenzione perché qualcosa, vedi il messaggero è tornato, c'era già al taglio, abbiamo appunto la possibilità comunque di fare un incontro o comunque una conoscenza fortunata tramite questi social, diciamo così, perché ormai tutti si scrivono per telefono, si sentono, fanno. Ne fanno in Dunque, tutti i colori. sì, ci sarà una bella attrazione comunque, però mi raccomando attenzione. Al momento un po' di attenzione. Andiamo avanti. Hai già salutato i nostri amici? Come no? Io li ho salutati, sì, sì, poi sicuramente ci ha raggiunti anche qualcun altro. Vediamo, intanto andiamo a salutare quegli altri che si sono aggiunti. Giusy, il nostro Giusy. Sì, sì, l'ho salutata, andiamo giù, che ho Quanti, fatto un no? gran balzo. Sì, sì, ho fatto un balzo. Eh, Ma quanti questa sera? Cosa è successo? Pensavano che non c'ero io, sono arrivati tutti. perché non c'eri. Allora, dunque salutiamo anche Angela, anzi,
Aspetta, perché non mi ricordo più dove ero arrivata a No, ma è peggio salutare. dell'anagrafe qua. Guarda quanta gente, ci vogliono tanto bene. Sì, io sono contenta di vederli così tanti, numerosi. Ah, ecco, ero arrivata a salutare Blue Moon. Cioè, Blue Moon, Allora, Validia, Angela, ciao. Beh, Stefania l'ho salutata prima. Anto, Cira, cioè buonasera. Cira, Elena, buonasera ciao. Elena. Nicole, forse, ah no, l'avevo salutata. Mixi Shop, Mixi, Shop, ok. Buonasera Mixi. Dora, Poi c'è un utente Facebook che però non ha messo il suo nome e dunque mi è purtroppo. difficile. Mi raccomando, ricordatevi di mettere il vostro nome. Io non so chi è io. Ciao, io 9 febbraio 59, ma siccome non si legge il nome utente perché non è Su stato, quelli di te, se non ti registri con nome utente, non vediamo. non ti Dunque, vediamo. Legge letto per quelli di Face che non sono registrati, che non riusciamo a sì, vedere. sì, l'ho detto, infatti vedi che molti stanno commentando, devono aver autorizzato, però se non sono registrati è difficile. Non Allora, riusciamo ciao a... Maurizio, ciao Franca, Ciao Franca, Dora, Dora, eh, Maurizio, Giusba, Giuse, ormai la sì. Giuse è una colonna, ci serve Certo, allora mi sempre. raccomando per chi scrive la domanda, il vostro nome, la vostra data, una domanda precisa, il nome e la data di nascita della persona su cui chiedete, Codice altrimenti fiscale, se avete fatto patente, il tampone, tutto. Questa sera chiediamo esatto. anche il tampone perché io sono venuto adeguato. Già è coperto. Io sono già coperto pro Covid, pacco Covid, tutto quello che Allora, serve. bene, andiamo avanti, cioè tornando indietro perché abbiamo fatto un gran balzo, dunque Quanta abbiamo gente. risposto a Elisabetta, andiamo avanti, Eloisa, amicizia, 8, ottobre 70, Eloisa, amicizia, cosa vuol dire? Amicizia, 5 carte. 5 carte per me, ma siamo nella tua live, quindi decidi tu. 5 carte perché non ho capito bene la domanda. Però anche se io conosco Eloisa, dunque più o meno ho capito, è Vuoi stata tradurre allora? criptica. Probabilmente vuole sapere o se c'è un'amicizia in corso, com'è che va, o se arriverà una nuova amicizia. Voglio Vediamo cosa saperlo ci anch'io, dicono sono le curioso sibille anch'io per Eloisa. Dai, voglio in sapere, 5 curiosiamo un domande, va po'. bene. Ma lei ci ha detto che lunedì sera alle 21:30 ci sarai ancora? No, non l'ho detto. Gliel'hai spiegato dell'ebook? Nemmeno. Mi fai rispondere? Va Sì. bene. Allora, beh, qualcosa in arrivo, ma non è un granché per il momento, eh. Vediamo un po'. 2, 3, 4, 5. Allora, ascolta, già qui cambiano un pelino il tono, dunque è vero che c'è un qualche momento di tristezza, forse non sei al top, un momento un po' così dove forse ti manca l'amore, vedi che c'è l'abbinamento, malinconia, fedeltà, dunque è possibile che ti manchi l'amore vero, che tu abbia proprio quel senso di dispiacere e che speri di trovarlo, però inizia a subentrare, non dico un po' di quella sottile tristezza, vedi, perché ti senti anche bloccata, c'è una situazione di cui probabilmente vorresti liberarti o un momento di stallo. Comunque c'è questo grande desiderio. Al momento però sembra più un qualcosa che tu vorresti piuttosto che un qualcosa che si manifesti, perché c'è un blocco. Attenzione però, comincerà, comincerà un qualcosa che porterà a un cambiamento, un qualcosa che inizialmente sarà solo un po' così, ogni tanto come un contatto delicato. Un petalo di rosa. Esatto, però qualcosina potrà cambiare, c'è l'inizio di un qualcosa, Sì. di un'avventura. Cioè, non un'avventura No, intesa se la dici leggera, così, l'inizio di una no, nuova avventura. un avventurone, no? No, un avventuriero, perché se la no? dici così, quella poverina, No, con ci quelle carte di mancherebbe. malinconia, insomma, si abita al Allora, terzo a piano. Veronica abbiamo risposto 1 milione di volte, dunque non mi dispiace, Veronica, non ma è abbiamo che risposto, sai. se ogni settimana chiedi se sto povero Cristiano ti risponde, non credo che la cosa cambierà. A Cristiano ho già risposto perché gliel'avevo promesso oggi, dunque l'ho fatto per primo.
Allora, Angela, Angela. 20 agosto 67, come andrà il lavoro? Grazie. Vediamo il lavoro. Cos'era quel... Stavi partendo? No, mi immaginavo come, sai quello che interviene sempre al TG1 che ci faceva sempre vedere così. Così ti senti? Sì, mi sento un po' così, un po'. Però per essere come lui dovresti fare anche saltellare, sì. Ci siamo, ci siamo. Allora, Pugnale, Angela, pugnale. 20 agosto 67, come andrà il lavoro? Ma dove l'ho messo? Il pugnale? Eh sì, Ma non correvi dietro a quel signore col pugnale? ma no, non si usa in No, quel non si modo usa più. una... Una tame. Esatto. Allora. Mm. Abbiamo qualche ostacolino, eh? Mm. Certo che noi giriamo le carte, andiamo a Mugugni e la gente trema. Sì, oh, cosa mi diranno, cosa mi diranno. Allora, ascolta, vediamo intanto di inquadrarle meglio. Beh, la stesa parla di oggettive difficoltà, soprattutto al presente, ma c'è una linea che vorrei non saltare, dunque la leggiamo: amante, giovane fanciulla, leggerezza, fortuna e domestico. Dunque, direi che una proposta, cioè, sì, il passato non è male, una proposta che sicuramente ti è giunta per un progetto che magari non si sapeva bene che evoluzione potesse prendere o quale piega, insomma, quale evoluzione, quale crescita, no? C'era qualche dubbio, qualche perplessità, però tutto sommato anche quell'entusiasmo, quella buona volontà di vedere appunto le cose svilupparsi, no? Con delle aspettative. È chiaro che può essere che questo progetto, questo lavoro, questa proposta riguardasse o contatti con l'estero o una collaborazione con qualcuno di qualche regione lontana, comunque un qualcosa che prevedeva una certa distanza, magari anche solo telefonicamente con altre nazioni. Dunque, diciamo che Il passato? nel passato era un qualcosa di fortunato, è una buona collaborazione. Al presente qui abbiamo tanti rimpianti, comincia a esserci veramente, forse ti senti bloccata in un ruolo che non senti più tuo, dove ti senti giudicata e sola, c'è un rimpianto su, vedi, forse su come era nato questo progetto, su quello che doveva essere in realtà e magari ci sono delle aspettative che sono state disattese, dunque c'è un qualcosa che in questo momento non va, mi rendo conto, forse c'è anche, vedi, magari ci sono anche delle voci non tanto piacevoli, ma potrebbero anche essere voci che minacciano una chiusura, una fine del rapporto, capisci? Cioè c'è un qualcosa che... C'è un presente piuttosto pesante. Esatto, c'è un momento di confusione che probabilmente non aiuta, però devo dirti che sembra che tu verrai riconfermata. Non so se il tuo problema era temere o meno di perdere il posto. In realtà non vedo subito, nell'immediato, un pericolo reale, sebbene ci siano molte difficoltà al presente, forse dei rimpianti anche tuoi di aver fatto scelte non proprio le più giuste, oppure un qualcosa si è chiuso un tuo malgrado, insomma diciamo che al presente vedo delle difficoltà, nel prossimo periodo qualcosa va a sistemarsi, qualche situazione vedi che si armonizza, c'è un miglioramento, una riconferma, dunque può essere che arrivi qualche nuovo accordo addirittura. Però devo dirti che non è finita, nel senso che in futuro vedo di nuovo qualche altro momento critico.
sempre non voluto, cioè in questo caso nel futuro non sarà un qualcosa voluto da te, piuttosto l'arrivo o la notizia di una sospensione o di una conclusione. Adesso staremo a vedere comunque. In ogni caso ho dato una gomitata alla tazza. Allora, sì, non ho ancora bevuto neanche un goccio. Dunque, gran signora nemica, riunione bambino. Allora, io ritengo che probabilmente sul lavoro ci siano comunque dei pettegolezzi che riguardano te e o un tuo superiore o un collaboratore di prestigio, qualcuno con cui evidentemente hai un buon rapporto, che magari ti stima e tende a proteggerti, nel senso che ha fiducia in te e magari appunto è molto predisposto nei tuoi confronti. Ma devo dirti che, non so se nascerà qualcosa, però Effettivamente, però in ogni non caso, perché, visto però, che riguarda comunque il lavoro, mm, l'esito comunque complessivo, nonostante tutte queste alti e bassi, alti e bassi che abbiamo maremoti, visto, comunque sarà positivo, positivo, molto nonostante positivo. tutte le difficoltà. Mm. Poi un inizio, vedi che c'è il segno di un nuovo inizio, un nuovo accordo, qualcosa che andrà in modo molto positivo per te. Bene, allora abbiamo Sì, risposto. Cinzia, che questo periodo duro dovrebbe Eh, passare. eh sì, vediamo. Ce la Allora, fai. Angela, Angela, ce speriamo la di fai. averti dato buone Andiamo notizie. avanti. Eleonora. Ma noi non abbiamo già risposto ad Eleonora, io mi ricordo di Tocca Giacomo. anch'io. Eleonora ti saltiamo. Allora, Rosy, puoi vedermi per favore se Gabriele, poi gliel'avevamo anche detto, forse che si Io non mi interrompeva la ricordo più perché relazione. sai, dipende poi. Allora, ciao Ilde, puoi vedere per favore se Gabriele e Barbara si lasceranno? Vabbè, diamo uno sguardo. Allora, Gabriele, 16 aprile 73, Barbara. Però sai, alcune volte le lasciate, i ritorni, un po' così, no? Ah sì, vabbè, certo. Cioè, non dovete pensare perché oggi vi lascio che domani non vi lascio ancora. Però O che può... se torna è eh, l'uomo giusto, magari torna, vi tormenta un altro po' e eh, poi se ne va di nuovo. Allora, vediamo un pochettino. Noi resteremo sempre qui per voi, per me. Sì, sì, finché regge il tubo Finché regge il tubo, e c'è speranza. internet. Allora, 16 aprile 73, Gabriele, Barbara, 10 agosto 73, Sibille, diteci cosa avverrà. Beh, diciamo che è un po' che sono bloccati, cioè non c'è più molta allegria. Mhm. Allora, Buono. nemico, domestico, speranza, fortuna, riunione. Allora, beh, diciamo che nel passato in ogni caso non è partita male, anzi, beh, qualche Sì, piccolo. qualche piccola Sì, o scivolatina. magari sai che a volte ci sono delle situazioni dove Detto, non detto, che non si no, capisce. neanche, potrebbe anche essere proprio un'iniziale antipatia piuttosto, oppure Dici l'odio, amore? sì, sai quelle cose dove all'inizio proprio non la sopporti quella persona, poi scopri invece che è un qualcuno. Sì, sì, può Oppure, capitare, sì. oppure delle mancanze di collaborazione. In certi momenti la persona poteva non essere, cioè, poteva non esserci un grande accordo fra loro, però vedi che poi speranza, fortuna, riunione in qualche modo ha. Ricucito. Sì, c'è stato un piccolo lento crescendo, dunque da una situazione non favorevole in realtà nasce un qualcosa di più leggero, un'iniziale collaborazione non proprio con tanta convinzione, sai, sono quelle cose dove fai più per senso del dovere che non per altro, perché ti trovi lì buttato nel mezzo, Mhm. e poi però è diventato un qualcosa di più. Allora, sinceramente attualmente non vedo grosse problematiche. No, neanch'io. Mi sembra Una leggera che influenza qui. allora, potrebbe esserci
che magari vedi che siccome c'è leggerezza amante, magari c'è qualche flirt così qui e là, però non vedo una rottura, non vedo qualcosa che non va, anzi, neanch'io. non so Anzi, se conversazione. sì, non so se magari è un rapporto che continuano a tenere nonostante una distanza, potrebbe anche essere, però in realtà non vedo interruzioni al presente. A dir la verità non ne vedo neanche dopo. Neanch'io. Diciamo che ci sono degli interessi comunque che tengono queste due persone insieme, ci sono delle cose da sistemare anche di natura economica, legate probabilmente alla casa. Diciamo che è chiaro, non sempre sono in accordo tutti e due, non sempre hanno la stessa opinione, a volte discutono e non si capiscono, a volte ci sono anche le interferenze di persone che mettono il becco, però nonostante tutto mi sembra che reggano, non vedo ancora. Qua c'è però il rischio di un qualcosa. Il scivolone, dici? Sì, perché vedi che Superbia e Amica sembra proprio che ci sia comunque l'interferenza di una pseudo-amica, qualcosa che gamba tesa. non è ancora un ladro. Non è Non è ancora un ladro, però è una rivale, che sembra un'amica, cioè un'amica che non lo è veramente, vedi che c'è un qualcosa, un inizio di un cambiamento, un cambiamento. Possibile entro Parlamento 6 mesi, quindi entro 6 mesi. Vedremo, sì, noi diciamo così 6 mesi indicativamente, in realtà poi sappiamo che parlano per evento, dunque a volte può consumarsi tutto in un mese, a volte in 7, non si sa. Allora, comunque andiamo avanti. Per il momento. Andiamo avanti. Nicole, 21 settembre 89, Marco, 18 dicembre 88, situazione attuale e futura nostra, e situazione attuale e futura della sua attuale coppia. Non ho nome. Ok, però già ci ha detto che. Io non ho capito la domanda. Allora, te lo dico io. Traduci? Nicole e questo Marco hanno un inciucio. Traduci, come dici? Un'unione? Hanno una relazione. Un'unione di coppia? Sì, perché vuole sapere la situazione attuale e futura, loro. Dunque definisce. Fino a qui ci sono arrivato, l'ho capita. E dice situazione attuale e futura della sua attuale coppia. Dunque lui è già in coppia. Con un'altra? Sì. Cioè tu mi stai dicendo, aspetta che traduco, questa signora che si chiama Nicole è insieme a uno che è insieme a un altro. Marco, esatto, tipo il triangolo di Renato Zero. Allora, adesso che loro due siano proprio insieme, non è che lo abbia specificato, però ha detto tra loro, tra adesso e nel futuro, è attuale della sua attuale coppia. Dunque, qua sono due domande, perché io con una domanda sola non posso guardare due situazioni diverse. Ti posso dire come andrà tra te e lui, questo sì, se come evolve. Sono curioso anch'io. Sì, perché per vedere l'altra bisognerebbe vedere l'altra parte. Bisogna sapere anche il nome. Esatto, come minimo. E anche la data di nascita. Appunto. Ed è proprio, siamo sempre al minimo. Sì, perché senza foto il cognome, la scia energetica, vibratoria. Se ha un 70% possibilità, così siamo ancora già bravi. Allora, Nicole e Marco, vediamo adesso in futuro come andrà. Interessante, sono curioso. Vediamo un po'. Stasera ti trovo in forma. Dici? Vedi che c'è già un inizio. Allora, guarda, vedi la classica carta. Io vi dico sempre, ormai per chi segue più o meno sa che quando esce il ladro, è sempre il terzo incomodo. Dunque, in ogni caso, vedi che già al taglio è chiaro che conferma quello che hai detto, che la vostra attuale situazione è una situazione che si intrufola, che si inserisce in un contesto che già esiste, dunque preesistente. Allora, che dire? Che qua però sta nascendo come una simpatica, cioè sta nascendo, no, potrebbe anche esserci già in un certo senso, però sembra proprio che ci sia una crescente serenità e intesa, diciamo così, armonia. Vediamo un po'. Vai.
Cosa è uscito? Mm. Voglio proprio vedere come riesci a spiegare questa linea. Sei curioso? Sì. Allora, cominciamo la prima linea, la linea del passato, dunque deliranti, Gran Signore, Costanza, Stanza e Speranza. Allora, diciamo che in un momento di confusione o nel bel mezzo di una serie di chiacchiere, di pettegolezzi e tutto, compare questo Marco, abbiamo detto che si Giacomo? chiama? No, Marco, Marco. Giacomo l'abbiamo saltato. Marco, Mhm. ed ecco che succede qualcosa, perché c'è questa intimità che però non è un qualcosa di solido, perché la carta della speranza parla di amori facili. Sì, non è conclamato. Sono più che altro i flirt, Toccate fuga. oppure sai quegli amori estivi che non hanno un futuro, almeno non Tempo sembra. delle mele. Ma sì, Sono preparatissimo. quelle cose perché Tring! basta. Dov'è il tasto di muto? Allora, Mi posso ridere, va. diciamo che sicuramente è nato un qualcosa, vedi qualcosa dall'aspetto positivo, di grande intimità, però che non prevede una necessaria solidità. Diciamo qualcosa che però è piacevole per entrambi e potrebbe essere comunque un momento favorevole, questo nel passato. Allora ascolta però, nemica, morte, falsità, fedeltà. La linea è molto particolare, tra l'altro sembra proprio contraddirsi anche a un certo punto. Allora, intanto per quanto riguarda voi due, perché abbiamo scelto di vedere tra voi, per quanto riguarda voi due, ci sono sicuramente delle situazioni di difficoltà, non da poco. Primo perché, appunto, per quanto riguarda te, l'altra persona è una nemica, è il tuo ostacolo, la tua contrapposizione. Come vedi, impedisce alla cosa di svilupparsi. Vedi che c'è morte, dunque sembra quasi che forse per timore di pettegolezzi, forse per altri ostacoli che ancora non hanno manifestato appieno il loro effetto su di voi, la situazione sembra ricevere uno stop. Mm, E magari può anche essere che Marco non ti dica proprio i reali motivi o comunque cerchi di non dirti che veramente sta chiudendo con te, o che non vuole. Ed è ancora gentile metterla così. Ecco, diciamo che cercherà di fare, sai, di essere un po' così, un Stai po'. indorando la pillola. No, perché poi c'è la carta della fedeltà, dunque diciamo che non posso neanche dire completamente qualcosa di, capisci? Non è del tutto. Diciamo che per un momento dovrà sospendere in attesa di capire di che morte morire o come muoversi, che secondo me è la carta più giusta questa, è la carta dell'opportunismo, di saper cogliere l'opportunità e vedi che poi qualcosa avviene. Dunque, diciamo che lui ci sta andando molto cauto perché si sente gli occhi addosso, perché sa che può correre qualche rischio, però ritengo che non è una cosa che non abbia un potenziale, perché secondo me lui sta aspettando di potersi muovere, o state aspettando, può anche essere che riguardi entrambi, di potervi muovere più liberamente. Sacerdote, nemico, pensiero. Allora, qui abbiamo una situazione ancora, ovviamente non vedo crescere questa cosa, perché sacerdote, nemico, mi sembra più un impedimento, un raffreddamento dovuto ad altri ostacoli, oppure lui stesso non è attendibile, non è corretto con te, nel senso che magari in certi momenti ti lusinga, in certi momenti sembra o ti fa credere che possibilmente c'è un qualcosa e poi in realtà al momento di arrivare a un dunque tira i remi in barca. Diciamo che non lo vedo molto deciso, mi sembra che invece passi il tempo a pensarci piuttosto che o a far pensare te, diciamo. Allora, guarda un po', allegria, superbia, anche qui
È un po' così. Diciamo che ci sarà di nuovo magari un momento che sembra portare una nuova occasione, in Esatto. realtà poi c'è ammalato. Dunque, vedi che non vedo Un crescendo. esatto, non vedo uno sviluppo favorevole di questa situazione. Anche l'esito è un po' così così, perché vedi casa, malinconia, donna di servizio, dottore. Dunque, sicuramente in alcuni momenti avete avuto un contatto, nel senso vi siete sentiti anche vicini proprio a livello di persone, no? E ti verrà a mancare questo, vedi, malinconia, un po' di come se ti dispiacerà aver perso quel tipo di consolazione e di intimità. E per quanto tu possa darti da fare, diciamo che ce n'è molto per poter dare un po' un'aggiustatina alla situazione. Comunque non vedo un qualcosa di più di cioè mi sembra quasi che alla fine sia che tu ti prenda cura, diciamo così, di questa persona, ma non vedo una grande reciprocità. Sì, mi sembra di vedere lei che si dà tanto da fare per Ma sostenerlo, ma non è magari non... che in questa linea è presente il momento più duro che dovrebbe capire, che dovrebbe proprio aprire gli occhi e mettere a fuoco la situazione. Lei probabilmente sì, dovrebbe Mm. capire che lui non Mm. ha veramente intenzioni di costruire. Sì, perché proprio in questo momento, Ma io gliel'ho Sì, detto, sì, 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 sì. Poi a buon intenditor, poche parole. Allora, andiamo avanti, facciamo l'ultima, la vuoi fare tu? Mm? No, perché aspettano te, i nostri amici aspettano te e io chi è? Scusa? Allora, questa abbiamo risposta, Daniela. Ciao Domenico. Gli andrà bene il processo? Fallo 14 te, va. giugno? Se poi vai in galera, te la colpa me. Dai. Certo, Certo. siccome c'è la domanda difficile. No, che l'ultima volta l'ultimo si è impiccato. Oh No, sto mamma, non scherzando. diciamo No, così. è una Allora, battuta, dai. No, Daniela, sto vediamo scherzando, come Daniele. andrà il processo a Domenico, 14 giugno 86. 5 carte? Sì, perché un Sì, perché... po' non è proprio una domanda da... Allora, io invece mi piacerebbe rispondere a Giusy. Sì, va bene, allora tu rispondi alla Giusy, Giusy. hai una top 10, cioè, che ti risponde. Sentilo. Beh, top 10, top 10, no? Lei è la best way, no? Io... Ma sentilo. Le Ma sue no, migliore. lo so, ma no. Ah, sì, Allora, dicevo. 14 giugno 86, come andrà il processo Domenico? Grazie, Sibille. Vediamo un po', 5 carte. Ah, Eh, vedi che già questo è il giudizio, eh, nemica, forse vengono fuori delle cose, vedi? eh. Per fortuna non lo prendo lì. Uff. Lo vuoi prendere? No, 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 no. Eh, Mi sono state promesse tante cose da qualcuno, magari l'avvocato, però vedi qua come... Ma no, è che gli arriveranno addirittura delle notizie che Sì, sembrano portare speranza dal suo sì, avvocato, in realtà poi non c'è una bella catastrofica. notizia. Catastrofica. Probabilmente dovrà lottare ancora, fare un Mm, appello, un qualcosa, non credo che andrà bene. mm, mm, mm. No, mi dispiace. No, no. Allora, rispondi tu a Giusy, Beh, tieni. la Giusy ci tengo perché è una nostra cara amica che ci segue, Certo. mette tantissimi like ai nostri, Sì, 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 i nostri, ma la Giusy è eh, fortissima. la Giusy number one. Allora, vediamo, però io preferisco le mie, meno lunghi. Va bene. Queste qui sono un po' da fare, noi siamo nuova Ma, generazione. mio caro, queste mi accompagnano da... Giuse, Oh, queste sono le cacche buone per te. No, scherzo, Giuse. Andiamo un po' per giù di Lantieri. vuoi dire anche la targa della sua macchina? Ho capito, devo scappare. Allora, Oh, questa che schifo! 23 gennaio 63, vediamo Dai, se cambia lavoro. via. La passi. Ah, io lo facevo da sola? Oh, che macchina mentina.
Allora, per Giusy, gira te che sei fortunata. Io? Mhm. Oddio, se ora viene un brutto taglio dopo che hai detto sei fortunata. Voilà. Ai, ai. Un'occasione da cogliere al volo, però potrebbero anche essere false promesse, ma in realtà, vedi? Mm, mm, mm. Vediamo un po'. Sì, esatto, così. 5 carte per Giusy. Sì. Vediamo. Fanciulla. Vediamo. Beh. Giusy, stiamo fermi. Giusy, ascolta il vecchietto. Allora, le prime 2 carte sono dalla tua parte. Beh, sì, effettivamente 3 su 5. Non è detto che debba stare ferma. Allora, ti dico come la vedo io. Così te la leggiamo in due. Guarda. Te la legge prima lei, va? Allora, giovane fanciulla, sono le tue aspettative verso qualcosa di diverso, più leggero, hai voglia proprio di cambiare. Sì. Probabilmente sei anche disposta ad andare un po' più lontano pur di cambiare la tua fino a che ci situazione, siamo. ok? Ora, qualcosa però sta... è un Frenando. qualcosa che però non dipende da te, è come se dipendesse da un'altra persona che potrebbe fare quel qualcosa in più, ma Influenza. sì, Di nascosto? oppure c'è da dire che c'è un qualche ostacolo, chiaramente, che non percepisci in questo momento riguardo questo cambiamento. Dunque potrebbe non essere un cambiamento necessariamente positivo, come pure potrebbe non essere ancora il momento giusto ed esserci io la ancora vedo così. degli ostacoli. Dunque, Perché lei guarda come speranzosa. esatto, non è ancora il momento, secondo me, perché potrebbe essere che si avvia tutto un cambiamento che poi va per qualche ragione a essere ostacolato e bloccato. Da gente gelosa, Perché la cosa è che la notizia del cambiamento, del potenziale potrebbe anche arrivare, ma attenzione perché potrebbe essere un problema al momento cambiare. Perché questa non è soltanto una carta di pettegolezzi o una nemica in atto, potrebbe anche essere proprio un pericolo, un problema. Dunque, per ora, Giusy, meglio no, il cambiamento. Io la penso esattamente come lei, volevo dire le stesse identiche cose, solo che aggiungerei che ci potrebbe essere qualche personaggio che di nascosto vuol fare qualche birichinata, però tu sei speranzosa, qui si vede speranzosa, quindi parte bene, però la domanda se è il momento è no. Allora, mi raccomando, Giusy, non far trapelare le tue intenzioni Brava, di volevo dire cambiare, questo. di cambiare perché potrebbe essere un qualcosa che poi ti si ritorce contro. Dunque, finché tu non hai l'assoluta certezza Dall'altra parte. che hai un posto da un'altra parte, tutto, non fare un passo, perché guarda che qualsiasi cosa dovesse trapelare in modo incauto potrebbe Ci sarà una donna che diventare, ti attaccherà. È una donna, diglielo, è una sì, donna. potrebbe diventare pretesto perché questa persona possa... Dunque, diciamo che ancora io un cambiamento lavorativo non lo vedo veramente, vedo il tuo desiderio di farlo, l'aspettativa che tu hai, però mi raccomando ancora non ti fidare ciecamente, non è ancora il momento giusto. Bene, Va bene, volevo dire questo anch'io, però. noi abbiamo fatto... abbiamo... Io hai detto del nuovo book che stiamo No, facendo? non l'ho detto, mostriamo la copertina così per quanti volessero prenotarlo Siamo quasi a perché metà strada. per ora non è ancora completato, siamo in campagna prenotazione. Ricordatevi anche che una volta che, anche quando sarà completato, sarà comunque necessario per ogni copia che richiederete il tempo Per attivarlo e dunque per personalizzarlo. Dunque non è quelle cose pronte all'uso che chiunque scarica e prende subito sul momento, ma richiede comunque un attimo di elaborazione perché viene fatto su misura, persona a persona, e ogni singolo circuito all'interno dell'ebook viene elaborato a persona e attivato sulla persona. Dove si può già prenotare? Lo si può prenotare qua sul sito www.ilcapitano.altervista.org. Nella sezione shop.
la sezione shop. Dunque qui potrete trovare o comunque iniziare a prenotare la vostra copia. Non appena sarà pronto vi verrà inviato tramite mail, la mail con cui avrete effettuato appunto. Tra un po' inizieremo le pulizie. Esatto, infatti ora vi salutiamo perché ho delle pulizie da fare, pulizie radiestesiche, esatto, alcune sono proprio per persone nuove, dunque c'è tutta una lunga elaborazione, poi altre invece hanno il loro mantenimento. Dunque io vi saluto, vi ringrazio per aver trascorso. Vi lascio in sua compagnia. No, scapate. Dunque vi ringraziamo, direi plurale, per essere stati con noi e ok. E ci ritroviamo sempre qui su questi canali lunedì alle 21:30. Oppure possiamo anche fare mercoledì, perché mercoledì sarà la mia serata e Certo. invito lei. Sì, ma la prima in ordine cronologico sarà la serata del lunedì 21:30, poi mercoledì 20:30, ma cambieremo questo orario perché perché rimaniamo tutti ancora con il cibo nella... siete ancora con il ruttino in canna, quello della cena. Dovete sentire quando chiudiamo la diretta cosa dice. No, sto scherzando. Va bene, buonanotte a tutti e buon fine settimana. Ciao a tutti, grazie cari amici di essere qui con noi. Ciao! E di perdonarci su tutto quello che diciamo. Ciao!